Promosso da industriali e artigiani, solo con riserva dai sindaci, tirato per la giacchetta per farsi un selfie o stringergli la mano, ma sempre dai cittadini anche fischiato e insultato. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi promette che nella Marca tornerà presto per rimediare alla mancata visita alla Texa di Monastier. Giornata a tappe forzatissime conclusa alla Piani per parlare ai 600 in platea di referendum. Ma è il pubblico che lo incalza sui temi caldi, le banche innanzitutto, il terremoto, Veneto Banca e Popolare di Vicenza in cui le uniche vittime sono i risparmiatori. Chi dava i prestiti alle persone otteneva dalle persone il voto in un sistema privo di controllo reale e di controllo da parte del mercato, e che ha portato in particolar modo Vicenza e Veneto, ma non soltanto Vicenza e Veneto, ad avere un meccanismo allucinante per il quale io ho detto spero che si faccia azione di responsabilità il prima possibile. Il Fondo Atlante prima, ora un altro provvedimento ancora per salvare il salvabile. Con questa legge di stabilità ci sono 900 milioni in più sul fondo di garanzia per far sì che lo Stato si assuma il rischio e finalmente le banche tornino a fare prestito alle piccole e medie imprese. Io ho incontrato gli artigiani prima di venire qua, perché se continuiamo a avere tanti soldi da parte, totalmente bloccati, e non il risparmio alla gente, l'Italia non va da nessuna parte. Veneto terra che crea PIL, ma non solo, dice Renzi. Poi vorrei che l'Italia della pubblica amministrazione fosse un po' più simile a alcuni comuni veneti che non a comuni di altre realtà, alcune aziende venete che non ad altre realtà, a alcune realtà del volontariato veneto che non ad altre realtà, perché riconosco che ci sono in alcune regioni dei punti di riferimento da copiare. Infine il siparietto col presidente di Fondazione Cassamarca Dino De Poli, seduto in prima fila per sostenere entusiasticamente le riforme. Gli standard delle regioni devono essere uguali per tutti, non che in qualche regione c'è uno standard più basso della... non si preoccupi, la ringrazio del pensiero. No, giustamente si è preoccupato perché pensava che volessi buttare, ma non sono disperato a questo punto. Finisce in ritardo, deve scappare, ma non si sottrae alle foto, anche questa è campagna elettorale.